Siamo insieme a David Bassi, segretario di FIOM CGIL Udine, e Alim Stan di Film CISL FVG, fuori dallo stabilimento Trametal di San Giorgio di Nogaro. Questo è un laminatoio del gruppo Metinvest dove i lavoratori oggi stanno scioperando per 8 ore. Bassi, qual è il motivo di questa protesta? Le motivazioni si concentrano sulle condizioni di vita all'interno della fabbrica e sui rapporti. È da mesi che stiamo denunciando attraverso assemblee, stati di agitazione e tutto, una criticità dei rapporti tra le persone, tra la dirigenza e lavoratori. Notiamo una continua uscita di personale e i rapporti veramente, i carichi di lavoro diventano insostenibili, in quanto le persone che vengono messe in sostituzione delle persone dimissionarie tante volte hanno mancanza di formazione, non è stata fatta una formazione adeguata e tutto, quindi compromette tutta una serie di condizioni all'interno del posto di lavoro. Questo è uno sciopero non con un risvolto economico per chiedere più soldi, almeno al momento, ma proprio per le condizioni di vita, quindi una cosa molto particolare rispetto a scioperi per un premio di risultato. Stan, questa mattina al primo turno di lavoro l'adesione è stata molto alta. Sì, parliamo di un'adesione di circa l'80% della forza lavoro, perché ovviamente, come per chiunque, la sicurezza ce l'hanno a cuore tutti. Come diceva appunto il mio collega, le fuoriuscite dell'ultimo periodo causano delle problematiche legate anche alla sicurezza, un burnout continuo all'interno dello stabilimento, in quanto i dipendenti che rimangono sono costretti a ricoprire anche i ruoli dei colleghi che sono usciti per via delle dimissioni, e quindi appunto questo ne può mettere a repentaglio la salute e la sicurezza all'interno dello stabilimento. Qual è la richiesta che fate all'azienda? Chiediamo innanzitutto di trovare delle soluzioni per quanto riguarda appunto lo stop di questa continua emorragia dei dipendenti. Chiediamo stabilizzazioni per quanto riguarda i dipendenti interinali, in quanto anche da quel punto di vista abbiamo delle problematiche, in quanto c'è un pool di lavoratori interinali che continuano a girare senza la garanzia della stabilizzazione, e quindi un intervento deciso da parte dell'azienda anche da quel punto di vista lì, come anche un intervento per quanto riguarda i comportamenti di alcuni dei preposti nei confronti dei loro sottoposti.